inaccettabile. No? Allo stesso modo il rapporto tra la sanità e i pazienti deve cambiare anche per quel che riguarda la parte finale della vita. In Lombardia la terapia del dolore, cioè quella cosa che rende sopportabile gli ultimi mesi di vita, non esiste. O comunque se esiste è una gentile concessione di qualche medico un po' più scrupoloso rispetto alla media. Anche questo deve essere corretto. No? Dobbiamo arrivare ad avere gli stessi livelli che ci sono nel resto dell'Europa. Cioè, se esiste una cura che lenisce il dolore, quella cura va usata. E se questa cura richiede l'utilizzo di sostanze tipo la cannabis, non è che perché qualcuno ha la fissazione che non si può utilizzare, allora io devo sentire dolore. Cioè, è inammissibile questa cosa, non è accettabile. Così come non è accettabile la pretesa di qualcuno di decidere del mio fine vita. Cioè, quando arriverò al momento in cui starò male e mi infileranno un tubo nello stomaco, sarò io a decidere quando quel tubo verrà tolto, non un medico oppure addirittura un parlamentare che mette il veto e no, non si devono fare queste cose. Cioè, su questi argomenti dobbiamo tornare a restituire al cittadino il diritto di scelta. No? E guardate che su questa cosa c'è molta ideologia. No? Tante volte molti politici utilizzano il discorso di ma l'eutanasia è contro il cattolicesimo, noi siamo cattolici, non ci diamo un momento. È vero che l'eutanasia è contro il cattolicesimo, ma anche l'accanimento terapeutico. Se tu mi imponi una cura che procura più dolore di quello che io sono disposto a sopportare, stai facendo accanimento terapeutico. E persino il catechismo della Chiesa Cattolica dice che quella cosa è lasciata alla decisione del paziente e non di un politico che non mi conosce.